Si è tenuto lo scorso mercoledì 9 luglio alle ore 18 presso l'Hotel dei Pini di Porto Empedocle la riuscitissima terza edizione della festa provinciale del calcio agrigentino. Un appuntamento di fine stagione durante il quale sono state premiate con riconoscimenti, coppe e targhe le società vincenti i campionati organizzati dalla delegazione provinciale FIGC LND di Agrigento per la stagione sportiva 2024-2025. Presenti il presidente onorario della LN di Sicilia Santino Lopresti, il consigliere regionale Luigi Gentile, il revisore dei conti sempre della LND regionale Tony Saieva e chiaramente il coordinatore regionale SGS Stefano Valenti e il presidente di Agrigento Angelo Gramanno e tutta la delegazione provinciale. Speciali riconoscimenti alla carriera per l'ex calciatore Gaetano Longo per la sua lunga attività di tecnico, attualmente impegnato a seguire costantemente i giovani che intraprendono il percorso calcistico, e per il Salvatore Fuca che, esaurito il suo terzo mandato di giudice sportivo nei ranghi federali e provinciali, lascia dopo 13 anni di attività. Ed ora le interviste ai protagonisti. Devo ringraziare veramente tutte le società che hanno partecipato con entusiasmo a questa terza festa provinciale del calcio agrigentino. Oggi abbiamo premiato le squadre che hanno vinto i campionati, i tornei che noi organizziamo ogni anno, tutte le attività che facciamo ogni anno. Abbiamo riconosciuto pure le società che hanno partecipato all'attività di base, quindi diciamo che a 360 gradi abbiamo premiato tutte le società che hanno vinto qualcosa. Un premio molto speciale a cui io tengo tantissimo è chi ha vinto la classifica disciplina, perché per me chi vince la classifica disciplina è una società modello che ha un comportamento corretto ed è quello che noi cerchiamo sempre di inculcare a tutte le società quando si iscrivono nella nostra federazione, un comportamento corretto per evitare i fatti di violenza che fortunatamente nella nostra delegazione e in Sicilia in particolar modo col lavoro fatto dal Presidente Morgana, come Comitato regionale, avendo creato i nuclei contro la violenza per un calcio migliore, diciamo che questo ha avuto un effetto molto importante e i casi di violenza sono ridotti al minimo, però anche almeno un caso di violenza per noi rappresenta un problema, quindi dobbiamo lavorare sempre in tal senso. Diciamo che abbiamo pure dato la possibilità, abbiamo riconosciuto il lavoro fatto da Toto Fuca, un nostro giudice sportivo che dopo 3 mandati non può più essere rieletto, rinominato, e quindi lo abbiamo salutato con una targa al merito per quello che ha fatto per la nostra delegazione e un premio, una targa alla carriera pure per Gaetano Longo, che è stato un mister diciamo, che ha dato tanto al nostro calcio diciamo, provinciale nostrano, e quindi abbiamo voluto dare un riconoscimento pure al mister Longo per quello che ha fatto in questi anni nella nostra terra agrigentina. Diciamo che siamo soddisfatti, ora stiamo preparando l'attività per il prossimo anno, cercando sempre di costruire dei campionati validi di quantità ma soprattutto di qualità. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Abbiamo pure riproposto la nona edizione dell'almanacco del calcio agrigentino, un almanacco molto apprezzato dalle società, dove andiamo diciamo, a riportare su carta tutto quello che si è fatto durante l'annata sportiva, la stagione sportiva, e penso che questo almanacco possa essere un elemento che possa creare emozione per coloro che fanno attività tutto l'anno con sacrificio, e quindi essere riconosciuti, essere diciamo, immortalati in questo almanacco negli anni sarà sicuramente uno strumento che sarà utilizzato in futuro e darà soddisfazione a tutti. E con i saluti finali il presidente Lopresti ha preannunciato che presto la sede della FIGC d'Agrigento cambierà indirizzo. Sì, il presidente Lopresti nel discorso finale ha detto che la volontà del Comitato regionale Sicilia col presidente Morgana e il presidente Lopresti è quella di patrimonializzare al massimo diciamo, la Sicilia con le varie sedi, dopo quella regionale di Ficarazzi, una sede sicuramente invidiata da tutti, una delle più belle sedi che c'è in Italia. Si è proceduto l'anno scorso a comprare la sede della delegazione di Caltanissetta, ora si sta cercando di comprare quella di Agrigento. Siamo a buon punto, penso che entro ottobre dovrebbe essere concluso tutto e quindi c'è la possibilità di trasferirsi nella sede di proprietà della delegazione di Agrigento, e quindi la sede, la casa
di tutte le società della nostra provincia, quindi Ecco. le nostre società avranno una sede diciamo propria, non più in affitto come gli altri anni. Ecco, possiamo anticipare dove si trova? Sì, nella zona industriale, come ha detto il Presidente Lopez, nella zona industriale, quindi diciamo anche come luogo è un luogo raggiungibile da tutti, centrale, ci sono ampi posteggi, quindi la possibilità di quando facciamo riunione il posteggio si trova facilmente, diciamo che è abbastanza agevole per tutte le società che ci verranno a trovare durante il percorso sportivo. Diciamo che oggi è una festa provinciale, come hai detto tu andiamo a premiare le società che hanno vinto vari campionati e chiaramente non poteva in questa occasione non dare anche dei premi a delle società del settore giovanile che si sono contraddistinte in questa stagione sportiva e qui a Agrigento ne abbiamo diverse. Per quanto riguarda il panorama siciliano devo dire che è stato un anno bello, è stato un anno pesante, però sicuramente è stato un anno pieno di soddisfazione. Siamo riusciti a portare avanti tutte le nostre attività grazie a più di 100 collaboratori del settore giovanile scolastico che abbiamo a livello periferico e a livello regionale. Siamo riusciti a coinvolgere nelle nostre attività tantissimi bambini e bambine nelle varie aree, perché noi ci occupiamo sia dell'attività scolastica, sia delle varie attività delle scuole di calcio, sia del calcio femminile, sia del futsal, sia dei progetti sociali molto importanti come il calcio integrato, il progetto nelle carceri, quest'anno per la prima volta fatto nelle carceri di Catania e a Palermo, e chiaramente il progetto Rete che si porta avanti le tematiche dei ragazzi extracomunitari, senza dimenticare il nostro progetto che è l'Evolution Program, dove siamo passati da tre centri federali da quando sono arrivato io, adesso abbiamo 6 aree di sviluppo utilitario, in cui stiamo cercando di coprire tutta la nostra regione, una per ogni provincia. È un lavoro bello, un lavoro che mi porta a dovermi spostare continuamente nelle varie delegazioni, però è un lavoro importante perché ci permette di portare avanti delle tematiche importanti per quanto riguarda i bambini e le bambine. Noi lavoriamo praticamente con la generazione del futuro, quindi abbiamo questo grande compito, ma bello compito, bellissimo, quello di formare questi ragazzi, istruirli non solo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto portare avanti dal punto di vista del rispetto delle regole, dal punto di vista del comportamento, del rispettare gli altri, l'arbitro, i compagni eccetera. Non dimenticando in questa nostra carrellata il grande lavoro che facciamo a livello di formazione, sia per quanto riguarda i tecnici dell'attività di base, sia per quanto riguarda i dirigenti e non ultimi i genitori, in cui cerchiamo e vogliamo che siano accanto a noi in questo processo educativo che portiamo avanti e che tutti assieme possiamo riuscire a cambiare la cultura sportiva di cui generalmente questa generazione, la nuova generazione, ha veramente di bisogno. Facciamo il resoconto di ciò che è successo in questa stagione. È stata una stagione positiva. Sì, per quanto riguarda le stagioni, complessivamente noi non possiamo ormai che registrare anno dopo anno. Noi eravamo preoccupati che il dopo Covid avrebbe un po' tolto società, partecipazione, ridotto tesseramenti, e invece no. Noi ad oggi abbiamo un ulteriore incremento rispetto all'anno scorso, e quindi che era già un'annata buona, e quindi abbiamo superato perfettamente ormai al pre-Covid, e quindi abbiamo raggiunto livelli di numero di società e di tesserate abbastanza soddisfacenti, ma anche quello che è avvenuto a livello generale, la Sicilia, i comportamenti, i ragazzi, diciamo che il tutto funziona bene per quanto ci riguarda. La delegazione di Agrigento è una delegazione particolare, nel senso che si distingue sempre per numero di società, per lavoro. Tutto questo è una delegazione guidata da Angelo Caramanno, ma non solo guidata, però una delegazione molto unita, una delegazione compatta, una delegazione che vede la partecipazione attiva di tutti i suoi componenti, e questo è importante per la buona riuscita dei campionati, ma anche per il servizio che si rende ad altissimo livello alle società. Ecco, adesso si cambia pagina, si pensa al prossimo futuro. Vediamo cosa ci aspetta e quali potrebbero essere le novità. Ma per quanto ci riguarda il prossimo futuro stiamo lavorando intanto sui gironi di promozione per capire se dobbiamo mantenere a 4 o se dobbiamo ridurre a 3, perché fare ripescaggi per una quantità di squadre che può
essere vicino a un girone non è una cosa, diciamo, impoverisce poi tutte le altre categorie inferiori. Per quanto riguarda l'eccellenza siamo dispiaciuti, nel senso che abbiamo avuto 3 retrocessioni, questo però ci conforta perché la Sicilia ha avuto anche 3 società che sono andate in Serie D e quindi, come dire, si compensano le promozioni con le retrocessioni. Ecco allora che i 2 gironi di eccellenza, i 4 anche quest'anno di promozione e a scendere quelli di prima e seconda categoria, diciamo, vengono mantenuti. Prevediamo anche un incremento, noi abbiamo messo un mantenimento, ma prevediamo un incremento delle categorie provinciali, la terza categoria, la Serie D di calcio a 5 e così via, quindi pensiamo, ecco, che anche la stagione 25-26 sia una buona stagione.